Teatro Che Passioni presenta Permettete una parola. Cominciamo pure. Non risponde. Chi lo sta a questo? Poco piacerà da me. È aperto! È permesso? Allora, ti do unghie. Non ci capito, perché te mi dispiace? A me. E tu hai fatto una faccia, magari stavo una mazzata al fronte. Vi sbagliate, d'onore. Questa è la faccia che porto tutte le mattine. Guardate che mo ti rispondo. Portala a tuo estetista. È difficile, ma forse fanno qualcosa per te la funzione con. Piuttosto, l'ingegnere addosso. Ah? E non l'ha già visto proprio. Anzi, a ieri sera quando mi è a cucca, ancora non si era ritirato. Ma vedo, hanno fatto una foto questione siamo io. Non sto dicendo voi sapete che questi sapete qualcosa, un discendente sono state chiare? Chiara, chiarissima. Ma guarda, scusa, tu stai proprio nera stamattina, te sì? Mamma mia. No, onorevoli, abbiate che faccia. No, lascia stare, non mi serve niente, piuttosto sono venuto con l'ingegnere, fammi piacere, vi si può trovare, cerchi dalla cucina, rindo un bagno, verro lietti, non la buzzina. Come? Nell'angolo i muri, nella comodina. Non è fatto uno scarafone, dico. Come sei simpatico stamattina, te lo sì? Va buoni anni, ora per il rosto l'ingegnere. Voi intanto accomodatevi un po' di divano. Ok, senti, stanno un po' a tavola. Se non me lo dicevessimo, me ne accorgevo proprio. Dove non è stata? Signora! Lei si sta chiedendo io chi sono, non è importante. Si sta chiedendo cosa ci faccio in casa sua, non è importante. Scusate, Simone, sapevo chi siete e perché siete venuti. Ma sulla tappa la capa. Piuttosto importante la domanda che adesso le farò. Lei, per la sua lavatrice, che detersiva usa? Perché ve ne importa? Ma come che me ne importa? La signora forse non ha capito io chi sono. No. Io sono la fortuna che ha appena bussato alla sua porta per offrirle un grosso affare. Ah, signor Fortuny, deve mai avere Signor, ma se lei mi lascia parlare io vado via subito. Avanti, per la sua lavatrice, che detersivo usa? Detersivo Smash. E allora? Cambierebbe il suo detersivo Smash. Amore. Con due di questi comunissimi fustini? Fino, a sparare. In teoria si sparagna. Signora, io le sto offrendo due fustini in cambio di uno. Non mi vedo allora, quello che cappia subito Smash. Signora, non scherzate. Il detersivo Smash lava benissimo. Scherzare? Ma vuoi scherzare, Giulino? Ma che per Cristo lei molto scemo. Con questa crisi economica in cui ci troviamo. Ecco,
Si è venuto tutto. Ah, nessuno da chiama. Non è che sto scherzando. E quando mi capita a me un'altra occasione di questa? La signora si vede che non ha mai visto la televisione, altrimenti non mi avrebbe risposto così. Ma guarda, hai visto la televisione, che sei morto a fa? Non lo sai. Io ti dico, Massimo non andava né più. Buonasera. Non me ne date molto appresso, non sono drogato. Sono padre dei miei figli, sono disoccupato, se non potete la concusare. L'amico lì. Amico. Tengo in medicazione e battimano, signor mi stai davanti, qualcosa. Amico. Tengo già a me ferramento, non dava letta a quattro con russo ciclo ci stava in testa la catena avanti. Amico. Aspetta, mi la prima, però. Rimano. Tengo da roba, tengo battimano, a casa. Tengo di 7 per sciarra a buco. No. Amico. Ma dopo! Non volevo sapere, te ne faccio lo Dentro di me, guarda no. A me lo faccio pazzo lo Un fascio. Adesso con i miei fiali. Tanto Lettino, non solo poi c'ho la novità per voi. Ho spreme Perucci, che fa? A te mi manavo. Manavate soli, dove manavo? Che capi? Che manavo? Manavate soli? Vai, Che capi? Calmo! E pure a te, deve manavo. oh, è bello! Ma cosa ti resto qui? Ti devo andare già a testa! Una base, io non vi la faccio a te. Assolutamente! Ma faccio di morire, se il silenzio mi faceva morire morire! Ma uno può capire lo sto ingegnere! Presidente. Mo va! Presidente, vieni a vedere una cosa sotto questo. E quando confidenza? Io sono una brava ragazza! Già, guarda tutte le coscienze! Non è che tu... Ma che stai capendo? Sto dicendo, vieni, li tengo in casa sotto che sennò... Oh, come tu! no, guarda che sono tutto che ingegnere, guarda! Ma che capito? Io sto parlando di sotto divano, stai dicendo? Vabbè, Donore, io poi avevo capito tutta un'altra cosa. La roba meccanica. Mi hanno già guardato. No, capito? No, venite voi! Devo fare salve da paura! Prima quando è fatto la sera che non possiamo vedere sì, è passato con animale che si è pensato a casa. Vai una cosa, vai nella cucina, no? Io scoperto che tu c'hai scasso, ma andiamo, va! Ma sei tu! Che te credi che fosse? Avete venuto a fare voi? E l'altra che per tutta casa. Tutte le sere che faccio da voi. Teresina, dalla cucina con furore, dai. Ma non braccia a dormire, Questo è bello, il dolietto. già. Quando li togliete ci devo macchiare al piede, moglie. Immagino la vita, ma perché che t'ha fatto stavolta? Che t'ha fatto? Stamattina Allora, questo mi ha fatto trovare le scarpe. Stamattina mi ha fatto trovare un biglietto per la porta. un casaificio, quali scarpe? Stava un biglietto così grosso pareva un asilo. Beh, Ha detto vietato l'entrata agli animali notturni. E mi ha fatto un meccanico poi. Una mano bella che non si da mettere sotto il divano. Ma che si fa? Non so. vabbè, il giorno che vai vicino col piscio ancora. Dove si va a posticere? Che lo vedremo a vedere per i soldi? No! A mio sono riuscito a un modo che più schifo! Casa, no, non so. Abbiamo che montare anche niente! Io poi se una parola sola, non ci capisco più niente! Anche per te che è successo quello che è successo, senza mi accorgere, che sotto i mazzati sottivano proprio buia! Ma buona, Fa fai niente! una cosa. Va a fare un po' di caffè, Così magari. Che buttavi cura! Si sfidò per una volta. Anna bella. L'ho visto, l'ho visto, faccio la vita inferna, la vita inferna. Ora sto per grande dice,
Ma fatelo un coppo di pane. Bene, a me non ci Il penso. nostro all'inizio era un rapporto amaro. Amaro! Senti. Non l'avevo sempre rosso caffè, ma va, ma. Perché non l'hai prima? Vorrei mi picchiare sta schiaffa, mi picchiare. Come si dice? Il caffè, io mi ha cammuito. Io sto a sentire mamma e padre, va a morire tu non ne ha. Ora, non la voglio vedere, manco ci può fare una fotografia, capito? Non la voglio vedere. E allora divorzia. Divorzia. Ma come ci fatto io? Come fa? Sono da poco, i figli di una nota ogni morte fa. Perché? O se no fa come il mio fratello. Il facendo. Si è a volare, ha ragione stranito. Ha fatto carriera Eh? e è diventato il famoso colonnello Campiglione, Champiglione. Ma per fare questo, sono coraggio che io e te non te lì. E perché sto solo come dici? Volevo dire Ma una tu cosa. capisci, se fissimo fare l'artista a tutti i costi, no? Ma non, al nostro all'inizio era un rapporto dolce. Ma va, rosso, ma. Non ci pensare, mi sembrava una coppia così affiatata. All'inizio. Sembrava una storia che non poteva mai far bene, una storia longa assai. Ma va, longa, ma. Margherita, io gli tasso in faccia. Ma vogliamo, non ci pensare, ma devo un caffè, io dammi un cucurino e parlando perché sto qua. No, non ne voglio più, non ne voglio più. Non ne va più! Non ne va più! Ah, también non mi fa finire questa storia stamattina, se no fa quattro occhi guai! Mi avete chiamato? Ado. Eccomi a voi. Voi. Scusate, ma voi ci siete? Come ci sono? Su. Guarda volta! Trunza. Ma cosa stai facendo? Lei? E quanta volta gente e ripetere quello che dico, no quello che penso. Abbi pensato più zitta. Mannaggia alla console! Ma che stai facendo? La console! E rompia una bella scena! Sto sempre dietro. Scusate una cosa, Giampi, ma l'amico là, chi è? E Angioletto, ecco. Vogliono i miraggi a fare per campare. Perché che fa qua? Ma ti domanda perché sto qua? E perché state qua? E perché sto qua? Teresina! Ina! Che è una ragazza molto cretina! Dente! O tenevo rente! È molto devota! Vota, basta che sa seccato! Mi ha chiamato! E io sono corruto per risolvere il problema! Mo! O ti pigli un caffè che dà fatto Teresina? Oppure io sempre tre buone dozze e campaccia, ma che non so che devo a televisione! E un cane mio! Ecco! Date un po', ecco! Fai una cosa, adesso mo andiamoci! Buonasera!
ditelo! Teresina! Teresina! Comandate! Vieni a me dopo un po' che caffè fatti scendere Santa Maraviglia! Sì, Gini. E perché voi una volta volevano amaro? Che cosa? Caffè. Poi volevano rossa. Poi volevano lunga. Poi non volevano più. E allora io, prima che ho chittato a basso, ho implorato San Pietro. Ah, così decidevano subito, come volevano che zuccasse il caffè. Permettete. L'ultimo dei soldati! Ho avuto una pensata. Fammi studiare a pensare. Ah, è un intuito, è una cosa che proprio... Fammi studiare. Secondo me, Teresina si è arrabbiata un po'. Come intuito sei una cosa sensazionale. Ma fa un po' piacere, ma come va a te? Sono avere sei nervosito. Buongiorno, Re. Buongiorno. Dove sto? Ma che stanotte non hai avuto coraggio e te veni a cuccare? Mi hai fatta stare con tante voci aperte che non ci ha potuto dormire. Paolo, e lo diranno tutto come fare venuto un po'. Ma stai dicendo? No, dicevo, povera Claudia, non ha potuto dormire con me, Sammy, ma ti dispiace, questo passano guai. Tu, la prossima volta che viene a tarda, a lì che sta, a via, t'arravoglio un canto, ma non si sta stanotte fatta. Tu fai una cosa, la prossima volta. Non ti girati da chiave. Hai ragione. E dove sono stato? Sono stato a fare una passeggiata. Me ne sono andato a mangiare. Guarda, non ti viene una cucca sgualdrina. Che stai dicendo, Claudia? A mangiare è andata... Ah, resta, siamo già! Siamo andati a resta con qualche amico. Sì. E ci siamo messi a parlare. Ma siete tutti maschi, siete un poco. Tutta mascola, tutta mascola. E poi che avete parlato, fammi sentire. Abbiamo parlato... Oh! Uno che era mezzo femminile. Eravamo che parecchi, wow, mamma mia come era brutta, che no, guarda, ah no, tutto è povera assai, povera. Ah no, ancora c'è da dire, ah! Ho parlato, l'ho passata. Sì. E poi? Vogliamo fare un sereno nella macchina. Insomma, non passa bene, così non è stato. Passa facile. Siamo andati, mi mandarono piccirillo. Di quando noi si andava a scuola, di quando si andava a messa, di quando si aiutavano le vecchiette ad attraversare la strada. Oh Madonna, mi come sto bollito. Diciamo la verità. Ma parlano San Pietro e Paolo. Diciamo la verità. Fosse troppo bella così. Ma vi ricevuto tutto che la cava si dritto. Tutto cosa? Cosa hai detto di vederci sei marito? Si sapeva che avevo registrato la pista. E Claudia, che ci siamo ritte tante cose. Abbiamo parlato... E che avete parlato? Niente qualche cosa. Eppure buone fosse. Niente, fatelo riuscire la resta. In effetti è un piccolo bicchierato, no? È meglio. Il fratello portato. Ma succede? E insomma, si può sapere che vi siete contato? E si può sapere perché io può sapere proprio amico. Secondo te io poi sarei il falso amico? Io non tradirò mai l'amico mio. Si aspetta che ti dica una cosa diversa che quella che ti ha detto. Io non te lo dirò mai, io sono una persona seria. Non saprai mai da me che ieri sera Elio ci ho sempre proprio visto. Allora non potete proprio... Ho detto questo? Hai detto questo? No, ho detto non saprai mai da me che ieri sera Elio non ci ho sempre proprio visto perché ieri stiamo insieme. Tanto è vero che insieme a noi, guarda, ci siamo pure una di 3 o 4 amici. 4 amici? Sì, uno, dunque, Marco, Diego, Giacchino, aspetta, Adriano e Giacchino, no, Giacchino Burpa. Capito? Ho capito. Ma comunque bene, lei mi si è ritto tutta la verità, ma stai imbrugliando. Che cavolo, che dici? Cavolo, io vieni, amore, vieni, aspetta per un po'. Ma che c'era da che mangiovissima? Vedi come stai comoda. Non ha schifato fino a mo'. Senti un po',
Tu prima hai detto che sei stata a parlare con Oreste dei tuoi ricordi di gioventù. È vero? Ma quando mai? Oh, Pippo? Allora qual è la verità? No, dico, quando mai? Mica stiamo solo a Oreste, stiamo anche altri amici, stiamo, è vero, Oreste? Sì. Non ce l'avete chi erano questi amici? Perché? L'hai detto Oreste? Oh, ma me l'ha detto Oreste! Ma voglio confrontare con te per vedere se mi state dicendo la verità o mi state imbrugliando. Allora senti a me. Sì. Io innanzitutto voglio sapere. Sì. Quanti ne eravate? Sì. Voglio sapere il nome di tutti gli amici tuoi. Sì. Hai un minuto di tempo Sì. per rispondere da questo momento. Via! Via! Ma che stanno facendo rischiare tutto, sì, Claudio, sì! Oh, ma faccio me ricordare che sti! Oh! E poi, ma si muovono a me, dai! Quanti ne eravate? Eravamo sei. Sei. Voglio sapere il nome di là di quattro. Puro nome! E no, ma tutte e quattro. c'è stavi Elia, c'è stava Oreste, poi c'è stava pure Siniere. La bicicletta a Siniere, c'è quella no, non si detto, no, ma se t'attagli capito, il chitarro, sono garette, no? Sempre! Coppia, basta, chi è? Civallino, sotto il braccio. Ah no! A roba che si la bicicletta, si mette a piscare. Cioè, fai la piscare, no, la bicicletta, una puzzata. Oh, Panda! Marco! Nemmeno mi ha fatto fuggire d'Italia! Un secondo nome voglio sapere. Un secondo nome? Secondo nome. E non mi brullo. Papà, tengono un bagno mica ti posso la pagare e ci si dica. Ma no, dico, meno male, dico. Lo pare ci sta pure Pure te? Chi era terzo? No, ho certo avuto la manetta una cosa, una convinzione, una specie di mossa. Fosse pazzo, no, stavo da torno, si mettette a cantare, così bene. La si mettette a fare dietro super molleggiati, chi è che si... Ah, Yuppi! C'è Adriano! Ma si era a riceverire! Guarda, chi se può? Aspetta che indovina, aspetta! Come sarebbe indovinato? Oh, aspetta che indovina! Cosa fa presto? O qua? Ah! Ya sabe, Claudio, non ci penso! Ma è Napoleone, non ci credo, no? Era uno che assomigliava a Napoleone, perché insomma, ma lo fondo, invece no. Ah, e che lo facessi pronto tutto a sicuro, poi? No, ci appicciava una sigaretta, ci sbagliamo il tuo, ti cannoni che sta tu, sbagliamo questo. No, che sono, l'HP, un marpolo. Allora, e cacciamo qua, e ti va perché so? C'è te, Mora! Giacchi! Giacchino, mettete un foto, o soprannome come facevi tu Giacchino? Puro soprannome Giacchino che era, aspetta, a Oragno, è attaccato ai soldi, che sto Oragno proprio, no, per favore, chi è che sta, guarda la seccia, o Pulpo! Ma andiamo a fondere con voce flautica, non tra amica proprio. Tu stai zitto! Oh, Pulpo! Ma si contenti, mo? Stai zitto! Ma vuoi prendere? E mo? È nuovo? No, lavato con di lana, passa parola! E anche c'è tu? È morbido, è nuovo, è lavato con di lana. Non lo posso no! Passa parola! No! Passa parola! No! Passa parola! No! E passa l'uoio! Basta! In un freno a niente che le fai detto tutte e due! Voi siete due in Bruno, tu e stu chiacchierella amico tuo! Ma sono pure io! Quando Claudio dice questo perché va, ti vuole bene, in fondo, ti vuole molto bene! Va bene! Io non voglio bene a nessuno, capito? A nessuno! Claudio, basta, capito? Basta! Tu
sei sempre la poco ospitale, quello che dici. Ospitale? Ospitale, ma ti costruisce puntesso tu non dici. E poi da ciò mi ha trovato un brillanti e pellicce, perché in fondo, sei sempre il mio maritino adorato. State accorta a te, perché a me non mi fai facilmente. A me non mi ha fatto mai nessuno. Ci credo, ti vuoi usare. Ora stiamo nei guai. Siamo nei guai, assai nei guai. No, ora aiutami, te lo chiedo nel nome della nostra vecchia amicizia. No, ma parla d'amicizia. Parla d'amicizia e ti sciacqua la bocca con questa parola. Ma lo sai l'amico greco? No, l'amico è qualcosa che meglio è. I ragazzi della curva piccola. Ma state calmo, vero? Vedo perché sta facendo la premuta Amica, faceteci fare. no, fare ora. Io dove dici di Forza Napoli? Forza Napoli! Ma basta dire, o parli a finire qualcosa, non me lo resto. Ma visto, ma visto. Quanto è bella Parigi, più grande che la San là. La sacra è più Pronto? Fosse una volta che rispondesse qualcuno su da lei. Se vede la voce del tuo piace. Ah, signore, Pronto? Pronto? Mi sa che si scazzo, preferì giù. Sono 3 giorni che parlo, ma non risponde mai nessuno. Su, non ti rispondo. Non rispondete a tutto perché io Non vuoi sapere ridere, rispondi tu. Andiamo. Teddy, come stai? E Franca, e Ciro, Tamina, Samueli, Tani, papà, aspetta, No, signore. papà, e per te, E te? E per te? e per te, Sei scedato da scala stamattina, e chi è? Chi è? esatto, E tutti che nome da Nini c'è Rozzo Franco delle chi sono sta e gente? chi sa, papà? Uè, ma queste cose sono, cerca di scudare di cosa, tu mi capite già. Pronto, uè ce n'ha, e Tanino, Franco, Anche restando un bravo guaglione, studia all'università, sta per diventare avvocato! Che ci posso fare? Che c'è? Ci posso Voi fare? siete tanto bravo, non ci sono una buona parola occupata, ma Ma è la malattia che male, sta manino. Non ti posso fare, metti a favore un piano, e che vuoi mia? che ti ho chiesto, amore, noi Direi che ti stai sbattendo con l'esta tu. niente. No. Sicuramente stai parlando di quello turce carciofalo non innamorato Ma tua. quando mai? Io sto parlando di Nunzia, l'amica mia. Ah, Nunzia, a me ma non può fare un cangoppa. Una volta che fa basso, a te e a Issa. Ma sempre si brutta figura a tanta gente. E poi non lo sa chi stai parlando. Un innamorato, tu sei calciofalo, ma chi è? Ah, fa bene non sai niente, fai americano, sì! Non c'è sta niente, ok, la verità, tu parla nera, dici che sono del rock and roll, che sono del rock and roll.
Ce la faccio più. Non me ne fai più. La figlia. Non me ne fai più e basta vita ne andano con Matteo. Qualche giorno è vista. Qualche giorno è vista. Ah, dite la finestra. Sì. Ah, dite, guarda per molto abbascia. Vai! Aiutatemi. Come no? È morta Claudia! È morta mia moglie! Ora aiutalo! Ora vieni a Gracile! Teresina! Teresina! Non va Gracile! Morta mia moglie! Teresina! Teresina! Claudia! Claudia, parla! Dici una cosa, Claudia! 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 Parla, Claudia! Parla! Parla! Oh! Ma che stiamo facendo? La commedia, stavo facendo! Ma che sono una commedia nostra? Ma come una commedia no? Non c'è pazienza. Sto facendo Natale in casa qui. Ma no! E se ne sono accorto? Tu sono d'accordo. Immagino, allora. Scusa, e tu come te ne sei accorto? Io come me ne sono accorto? Io che vi ho trasportato piano piano, ho montato tutto insieme questa commedia, tutto quanto, io che ho fatto la musica, io che ho scritto, io, nella mia medesima persona, io sono il regista! E già fatto sulle altre, vattene a vita! Guarda, mi ricordo. A te io tu sangue la dopo. Claudia, parla, ripeti le parole nostre. E passa tanta guarda. Signor Costanacetto. Non serve più, si è alzata Claudia. Come sta? Sta bene, tanto è bene che mi ha parlato pure. Ah, sì, che vai. E mai ti ha passato? Ma che puoi sapere perché non vai a rito tu? Ah! Chissà quale moneta sto? Ma che faccio, sai? Oh, potete parlare con non c'è una cosa. A me sto 2000 euro per me. Io ce la faccio più da sta casa. Lo telefono! E voi scurnite assolutamente! Scusa per tu, che hai fatto che non te ne immagino. Pronto? Uè, e decidi, amore mio! Catalia, mamma! Ma che brutto! Vieni in da cucina! Mamma ti prepara una bella marella gustata sempre a rienna! Mamma mi sono vuolta la grassa, mamma! Che c'è che sei? Si lascia sta Susanna un conto. Ma tu non capisci niente! E tamare, che sei? Chiunque avesse un animo sensibile come il mio piangerebbe sicuramente! Vai avanti, che da ricca! Mi ha detto cuore della mia vita! T'amo! I love you! Il uomo ti schiatta in faccia, se non la fa poi, capito? Tu a chi fallo un po' voi per telefono, se no ti venga a basta, te hai visto, vattene! E mi sembra spaventare tu! Ma che ti scassa la fronte, capito? Scassa la fronte! Che non perché quanto c'è le cinesi? E se avessi stato da Leopardo, un po' di dice zia, è mia moglie! Ma è mezza sopra? No, è tutti sciamaroni! No, sta facendo i parcheggi! Sei spissato! Ore! Vieni come ti tocca a me! E ci sta tuo marito qua da già vedere. Ma che hai capito? Quello che hai detto. Senti, come ti tocca a re. E intanto c'è tuo marito qua. Ma no, come sei simpatica! Io dicevo, senti come ti tocca a re! La nota a re! Ascolta un poco! E il merito è tutto tuo! E come ordinaste paghi le sciacque tanto! Ma già ci avete tu canti molto bene. Tu quando canti? Non mi erede tanto un me che li fischi e tornati. Ah, tu non capisci proprio niente! Ah, si sale quella che lo frascio dei mariti, ma non mordo quando lo faccio, quando faccio i gorgheggio! I gorgheggi, i scurreggi. Siete sacci buono, ma ne dai sciano da avuto, hai capito? A te, vuoi che non ci vero stupirlo? Il tuo presunto impresario sta mangiando esatto due e fa scena, perciò, Comunque, si è fatto tanto. prova Mi spiace, devo andare via. Salutiamo questa nuova ed aitante Maria Callas. Cal, tengo mia settimana,
me ne vado, non la mica a busco pure. Veniamo una maglia. Vedremo allora. A proposito, ma come ne dici? Ah, vabbè, ti dico la prossima volta, mangiare in ambulatorio dai miei pazienti. Povera gente, povera gente. Insomma, tu mi fai sempre brutte figure a gente, capito? A morta, Teresina, a morta! Uè, il può fare? Perché sta passando la roba? Sta passando. Aspetta, qualche caso lo spaccio. Ti scusate la No, non mi hai scusata, già. Mi hai scusata in chiave la mano. Piano sto. Chi da già? Non è messo. Guarda po'. Bravo. Mi va a capire perché come sto combinato devo fare un zoom. Ma va a capire un po'. Fai buono, mamma, leva da nascondere. Chi è? Chi è Moghi? Non sapevo chi. Buongiorno. Mi hanno detto che qui posso trovare il padrone della macchina targata Napoli N21850. Sono io, prego, prego. Posso? Come fate? L'avete parcheggiata davanti alla saracinesca di un negozio mio, accendere la macchina vostra non sta a posto. Oh, vabbè, voglio dire che mi spostò, però io ci sta saracinesca chiusa e quindi mi sono permesso... Ma io non devo dare spiegazioni a voi. La macchina vostra sta malamente e valida spostò. Avete capito bene? E non mi lasciate ripetere sempre... Ma sta vibrando il telefonino. Pronto? Sì. Commendatore ho capito. Vengo subito. Sono vicino a voi. Va bene. Mamma mia, sto cicciuito, vedi che dalla telefonata posso rimanere ancora la macchina per una mezz'ora, va bene? Avete capito bene? Ah, dopo in mezzo di potone, la macchina non la voglio trovare più. Poi fate una cosa, non tratterete perché clienti. Non posso. Perché? La professione. Scusate, voi mi tratterete a parlare, un caffè, una cosa. Avete un problema che io voglio parlare, su loro che non parla. Perché? Ma lasciate che sordo molto. No. Scusate, ma che razze di magazzinette. Voi avete parcheggiato davanti alle mie pompe funebri. Mamma! Permettete che mi presenti? Prego! Cavaliere del lavoro, Nicola Di Bara. Mamma! Piacere, Oreste Montanà. Vabbè, poi qua posso dire che tutti mi conoscono. Mi sono cocainato da Alberto Tomba. Piacere, piacere. Ci vediamo, sempre a disposizione per sé e per i suoi. Per i due sagliate e scendete. Ma non è detto? Prego, prego. Ma che successo? Tu ci state tirando su loro piani con posso fare venire. Ecco, ma papà non può fare venire. Sì, papà ma sono a Luca con brutta figura che faccio di fronte a guida. Ma quando mi fate da guida da cocco? Da usare il tuo fallo, dai. Oh, ma che stai? Sì, amato. Bambina come me. Madonna, come sto piacendo? Dove sta macchina? Sta passando bene. Guarda la muletta, guarda la muletta. Teresina, ma che gusta, non apri la porta. Ma ci stati pure tu. Preoccupare. Teresina. Sta venendo tutti. Madonna mia. Bambina, com'è bello. Bello, mamma. Madonna, come qui. Mamma mia, che bello è biondo. È bionda, mamma. Dai, Bruno. Come stai? Madonna, come sono
Mamma, scusa, poso un attimo il cappello. La buona realtà, vai. Ma può caffè a guidi a prepare un pranzo? Ah, non è possibile, signor. Il conginiere ancora non si è preparato. E che già fate? Mi è venuto un certo languorino. Oh già, sono uscita da signore in giallo. Sono finiti i cioccolatini, madame. A me si battuto, non mi fate venire affatto. Hai capito? Da Giaretta va a fare un caffè e a prepare un bagno. Ma va. Scusa, Ambrogio, volevo dire, Guido, tu sei innamorato di mia figlia, è vero? What? Cosa pazza, pizza? Aspetta, volevo dire, tu sei innamorato di mia figlia, è vero? Oh yeah, mommy! E allora mi scuserai se ti faccio qualche domanda, sai com'è? Devo fare il mio dovere di mamma. Non problem, mami, è giusto che sia così, ok? Ma adesso chi sta nell'uccellino americano? Bello, è bello. Senta, io volevo capire tu che intenzioni hai nei riguardi di mia figlia. Io volevo capire tu che accabatino. Perché forse mi fanno un bello caffè, battuta! Che mi fai, ma? Schiatto A me si battuto, mi fanno ridere la fatto. Ma mammi, quello qui da scherzare, è vero? Sì, scherzavo, mami, ok. Rispondi che stai domando. Vai, può scegliere, una, due, alla tre. Mami! Ehi, tu! Allora, Mary, fatti cagare! Mary Poppins! A me e a mami questi scherzi non piacciono, ok? Senti, Guido. Dimmi mami, ok? Tu studi all'università? Oh yeah, mami! E fra quanto tempo pensi di finire? Mami, considerami già con la laureata. Bene. Allora ti mancano 1 o 2 esami. Veramente ne ho fatti 2. E quanto te ne mancano? Sciocchezze, 24, mami! Ammazza! Allora fornisce prima chi state esami che ti mancano. E cosa ne parla? E mo che mi fai? Schiacci, baby! no, mamma, quello qui è venuto per un'altra cosa. Ah sì, e che cosa? Mi vuole portare a fare le vacanze con lui. Oh yeah, mami, le holiday with me, mami! Così quando esce l'uovo non si rompe! Battuta! Che mi fai, Cletti? Senti un po', volessi ripetere che il cavolo ti fa tutte e due? Mammina, vogliamo andare a fare le vacanze da soli. Se posso sapere dove volete andare, se è lecito saperlo. È lecitissimo, mami. Sì. Innanzitutto ci faremo una capatina in Sicilia, a Giardini Naxos. E poi, visto che là andremo a Sanremo. Già hai capito che non sta là vicino. Una capatina a Marbella, una gita a Portofino, un salto là vicino. E basta! Ma quanti soldi volete spendere? Mammi, ma quali soldi? No! Quali soldi, mami? I money per noi non sono un problema, ok? No, non sono problemi. Ma come? I soldi per viaggi, ricordine, fotografie, lavoro in ristorante, tutte belle cose. Mami, non ne capite niente. Che ti spieghiamo a girare, caghetti. Allora, mami, innanzitutto noi si parte all'avventura! Per viaggio autostop. Per mangiare frutti degli alberi. E poi, sì, e poi troviamo, usciamo già a fare una fotografia, va? Ok? Contenta? Contentissima, proprio contenta. Mami, stai a posto? A Ma postissimo. poi siamo partiti, che ti? E non ci capite, poi che pulito fa, poi? Tu finale? Mami, ci vogliamo divertire, forse non ti sta bene, mami. E allora volete divertirci? Non capita, mamma, qual è il problema? Madonna, non capita! Ma non ce l'avete messo dove pazza! Avete mangiato con l'occhio mio! Scemo! Ma adesso vai a montare, ma E
chiesto. Sì, guarda, mamma, all'inizio Ketty non lo volevo proprio sapere. Niente, poi. E io dicevo, già Ketty, mettiti a disposizione. No, mamma e papà non vogliono. Ma mamma, poi che è successo? E che è successo? Non ci fatti sfugare pure è meglio, ma... E quando ha fatto questo, anzi, esso, quando mi brilla già cominciato io. Madonna, vivo moro! Mia, ma che stai capendo? Come che ci capito? Oggi capito con poca tarota soltanto il mio. Schifosi! Mammina, sto bambulato, significa che ci siamo messi d'accordo. Hai capito, mamma? No, come faculato significa che ci siamo messi d'accordo, ho capito. E sbottonato che significa? E sbottonato significa che Ketty mi ha parlato con cuore, ma si è aperta davanti a me. Ma mi sveglia, siamo nel 2000! Scioppi pure me, ma roba. E vabbè, ma non faccio riuscire niente. Ha già ascoltato mio marito, sapete come? Ha già sentito pure un parere suo, ma se pure non conta niente, sapete? Chi è l'altro genitore? Ti non già spiegavo, chi non capo io. È giusto, ma è giusto aspettare anche i papi, ma soprattutto quando vedrà chi sono, cosa farò e cosa diventerò sicuramente Ketty acconsentirà questa nostra cosa. Andate per dire che l'avevo spostato tutto la mani a E chi è? Luca è l'amico strette Caterina. Che significa amica stretta Caterina? Significa che... E che fa? Zitto, non Luca, però da raccomando, già lo faccio, è uno studento. Un studente? Ecco! Sì! No, io già Lucara, Come siamo figlio mio, se non lo fai gli anni? Ma che ne faccio gli anni, non la fai, La mela, voglio fare per tutto. non esageriamo, Ma non è la posta, Giaritto! No, piccolo, ma come entra a paura? Ma lei la mia già così fruttare tutto! Ma perché no, mammina? No, tu stai esagerando. Dammi una lametta che mi taglio le vene! Oh, no! Dammi una lametta che mi taglio le vene! Dammi una lametta che mi taglio le vene! E questo è finito! Vieni con te. Di giuttare. No, ingegnere, che cosa sta vendendo? Un po' pigliare più. Ma se tu un po' più di giuttare. E quando volta chiarisci che non si dice ingegnere, si dice ingegnere. Va bene, ingegnere. In monaca, vieni a fare due servizi. Se mi volete che mi chiamate. Va bene, fai una cosa, allora sì. Che re? Ti mettiti vicino a Claudio, può essere la crisi da ieri sera, non si fide parlare. Ma quando mai? Ma proprio sono chiusa a breve. Stavo dormendo tranquilla. Senti, può essere che bisogno di qualche medicinale, qualche cosa, che non ce la fa parlare. Va bene. Poi, Papà, buongiorno. buongiorno. Non riesco a Ma senza che si fottevano vostri. Stavo là,
Sono 6 scale, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bravo! Allora, Ah, sì, tu sei, no sei. Esatto. Ascoltami ce l'ho. Scusa! Ma che sta voce? Scusate, ma voi siete in una campa a parte? Sì, sì! Ma quella bella vista. Già battista! Piacere! Ho un compagno mio, ho un Antonio Lei! Mamma! Ma non mi la frena, la sanci non per me! Ma dai, la lasciamo io. E così pesante! No, perché a prato sei truciolato. Sto aspettando che mi arrivi la limpa mu all'Africa. Già fatti. Dunque, che ci facete voi cazzo? Diceva, ci sto ancora in 5 a mezzo, non trovo mai di volte. Si sa vissuto il corso, che ha fatto per il corso. Ma non ci sta cosa. È mai possibile. Un quartiere così importante. Un teatro così bello. Non ci stanno i posti per invalidi civili, è mai possibile! È mai possibile! E che ne so, io pure da me! Dice una cosa, senza favoriare. Sembrate una bella 10.000 vite, i picchi e muovo. Se tu non cangi a un spirito, da casa, chiada me, sì! Chiada me! Questo? Che Sei bloccato. Chi? Allora la mano via. Grazie, non fai sempre a me che ti inganni. Raffaele, l'esposizione da Lupino. Rafe, ma che ti mangi un limite di pizza? Rafe, volete un violato me la mangia? Ma non respiro, che è sto? Ha fatto scherzo. Ha fatto scherzo! Io non fai i suoi manichini, non si vedranno asciutti. Aspettiamoci qua, non avrei fatto. Che ammazza loro, ci vedo, ma scusate, ma voi prima lo stile aspettato? È già partito! Ha fatto scherzo, ma Ah, quindi africa, sì. Vabbè, lo stile buono? No, è tutto deciso. Ma quando vai? E non lancio per ironia. Tutti i modi, ragazzi, Ah, già, pacchi! Vabbè, go for it! Voglio se mi spassi, ma lei per lei doi e sto ammazzando la scuola! Bene, ma ne male! Ah, ciao, Pacchi! Guarda, ma no! Ma non c'è ne tarantello, caso! Guarda lei! Hai visto la 10.000 lista? Allora? Ma che non vedi una vita? Come sono detto? Ma che pigliai? No, non dà la Magalina. Ma sta lì tu, la casa mia! No, non dà la Magalina troppo. Infatti, ma...
No, Qui. contiamo secondario. Sì, signore, a cominciare a mandare. Ehi. Papà, buongiorno. Buongiorno. E mammina come sta? Mammina, sta bene, sta bene. Sta dormendo? Sì, sta dormendo. Ma sei sicuro? Sì, signore. E ha notato come l'ha passata? Tranquilla, tranquilla. Ha dormito? Sì. Tutta la notte? Sì, signore. Gigne! Che Vostra moglie! è morta! È morta! Dove parla? Ce ne passa l'uomo! Ce ne passa l'uomo! Non aspetta una razza che sta manera mi dice così! Che c'è niente! La mia vostra moglie! Mamma che fa cuore questo! Claudia, che c'è? Claudia! Teresi come l'hai vista mamma? Bucato, come le lavori? No, dico fisicamente, come te? Signorina, che so cose da chiedere lo padre vostro. Io devo sapere come sta vostra madre fisicamente. Ah, Teresia, la fa Cristina ieri sera, come si sente? Ah, sì, sta buona, la si è passata. Sicuro? Sì, non è che dici soltanto per non mi fa pigliare collo. Ah, se giuri da pure voi stesso. No, è che te ne curate. Quando sono trasciuta ieri sera a parte lì, teniva gli occhi spalancati, la bocca aperta, trombava sta nasana e truffocava a parlare. Ah, ma sta proprio una bellezza. Tant'è vero che prima mi ha detto, chiama anche il porco marito. Ehi! C'era detto fate guido. Ma quando mai questo cielo? Ha roba tutto quello che è successo ieri sera? No. Ma comunicavo bene che voglio a papà ti ha guidolato. Ho voluto bella storia. Sì, perché papà si piglia con la moro e a me chi mi sistema. Ma perché scusate vado a sistemare un vado vostro? E si capisce. Anzi, devo vedere, si trova un bello porticello per guida. E così ci potremmo sposare. Ma scusate, ma proprio dai che vogliono la strada? Sì, papà, non può sistemare. Ma se tu me lo sistemi io me lo sposo. Hai capito? Ho voluto solo di te lo posto. Ui, ho telefono e come... Mare! Sì. Sì, la fa prima qualcosa a capo. Guarda, sì. Ehi, a te ma che è finito da già parlare? Non mi ami? E quando mi ami? E quanto mi costa? Io bollette e famiglia, pure salata. Subito finisco. Sì, signore. Nel frattempo che tu parlo, non vengono pagato la televisione. Se funzionasse! Dopo! Guarda! Ma stai facendo parafulmine? No signor, sto cercando di vedere la televisione. Visto che a me mi tocca vedere che sta qua che è rotto. Perché tua mamma ha da avere anche i ricchi piani. Ma non capisci, ricchi, no? Sì, i ricchi gianni, i poveri che hanno fatto una convenzione. Ma viste, devi parlare, fammi sta prezzo perché non tengo piede sempre a perdere. Ora aspetta noi. Tu fai una cosa, dimmi tu il momento, l'ora, i minuti, i secondi quando ti posso parlare. Già, che lo può così da ammarata mamma, dai. Fai una cosa, adesso siediti su quella seggiola. A volte ascoltami senza interrompermi. È tanto tempo che volevo dirtelo. Ma quando stai scocciando? Guarda, chi stai cocciando? E anzi, non parlo! Già, quello per l'educazione che ti ha imparato che l'hai a mamma! Ma mi non sta bene, lasciala stare! No, ma mi sta troppo buono! Non so dire sono chi, te e mamma, te capite e capite? Papà, se devi parlare, fammi sta prezzo! Che signore? Senti un po'. Ma non mi piace sti zoccoli? Ma sono i codicetti di Ducci! Di chi sei conigliati? E di Ducci! Il lavio l'ha girato una mazzata che pensa che erano due zoccoli sono più là, no! Non si passa niente, che schifo gusto che tengo stu... come si chiama? Ducci! A proposito di Ducci, la mamma del vicino letto mi ha detto che
quel fidanzato tuo. Decido. Sembra poco, ma come va, Cristo? Come sta? Sta buona a patata? Sarà a pagare l'euro domani. Che c'è la pagare per domani? E tu eri padano. E patane significa, è un modo di dire, guardi che sta buona posizione, va, ci posso stimare, che stai dicendo? Come un grande? Sacci che è stato giurisprudenza, è un bravo giovane. Bravo. Ma rimane, ma tu, beh. Tanto papino, però tu ci trovi un posto a chi lo aiuta. Rosy, mi aspettiamo che si lavori prima, no? No, devi sapere che quello è ragioniere. Tu ci trovi un bello posto, tieni tutte quelle conoscenze in alto, papino, Cateri, e tenevi che le conoscenze? Perché sono morto. No, stanno tutti in villeggiatura. Villeggiatura, come sotto. No, stanno appoggiare altro. E papà non ci va a farmi morire. Perché quando ho saputo che il tuo amoroso qua faceva il giurista, ecco che ci si muove in arresto, l'utilità dell'avvocato. E poi ho saputo che il padre è medico. E si muove in arresto. Mi sento male, ecco l'utilità romina, che no? Sento, non posso fare niente con questo figlio. Papino, ma niente. Faccio schifo, mamma. Niente, posso fare niente. E allora io la Fai buono, lascia, che non te lo posso. Sì, non mi trovo. Ma lo telefono io lo dico. Sì, bravo, non ci ti go. A Teresina porta. Teresina. Ma ci cazzo casa. No. Ma ci faccio, non so, se la vado io. Papino non vuole. Permesso? Se fa di comando. Come stai? Sto bene. D'accordo, non è. D'accordo. Tutto a posto. Claudia, come stai? Claudio si stiamo preparando, dice che mo deve che fare da teatro. Ha fornuto con, sai, il canto, adesso dice che è portato per la prosa. Allora ti abbandona che ti lei. Ma che taccia dice la resta cara? Si non resta a te, amico mio. In un momento ci comporta facesse porta a pazzo. Calma, aspetta, calma un po'. Che prego. Questi chiari, guarda che mi dà chiesto. Si calma. Signor dice. Comunque, sì, ti dai sta dicendo una cosa a quattro. A qualcuno, a sei. Ah, no! Mia figlia quando sta al telefono si estranea dal mondo. Fatto saluto innanzi all'altare maggiore. Guardate là, guardate quanto è bello. Guarda, un ministro degli affari inutile, ma pare, va. Guarda, ore a telefono, ore a telefono, e io paghi. Lascia stare, che ne so, guaglione. Che significa sto guaglione? Perché si è stato pure il guaglione. Come noi siamo stati giù. Se andare io sto assasso, ma per giocare. Lascia stare, che ne so che non mi sfogo. Lui si è stato guaglione, eppure lui aveva chiamato di sfogo, ma di cosa te ne io? Ma perché noi pensavamo, ma effettivamente tutte le cose, noi con il telefono, ma non lo potremo, ma noi pensavamo sempre a quei sentimenti, canzoni. Ti ricordi quanta canzone abbiamo cantato? E ti ricordi quando si girava come ci ha fatto un po'? Perché a essere sempre disfattiste, ma perché forse non erano tempi più belli che lì là? Come saranno stati tempi più belli, ma ormai sono passati, sono finiti. Ah. Non c'è. Ora, ma che fai? È nostalgico, fai? Ma perché queste canzoni non erano più belle che queste qua? Come saranno state pure più belle, ma ormai sono superate. Sono superate, perché? A te quale canzone ti piace? Ma che sti qua, sai? C'è per primavera, perché lo combiniamo la moglie. No, sono che fanno la sardina, la mazza per te, mezzo tempo, tutta la cosa scusare. Sono pure canzoni più belle. Come si dice? Perché sono sanguigni, dice tu. Sono puntuale, no, sono più attuale, Ma basta. Io sono venuto per te dice. Che dici? Tu. Lieve distrattamente. Abbandonato, in da sacca polarizzato. Il suo fischio, A me è bella sta voce che tiene lui. Non si è mai sentito sta voce in otto, ma... Che la voce in otto va così fa. Si sta voce da scedi da luttata, mentre da stringa. Ma che c'entra che? Scusi, tu mi metti la paga distrattamente, che la luna rossa.
è una cosa. Ho detto voce notte, che sta qua fa così, vedi che tu c'hai una certa confusione musicale in casa. Perché stiamo facendo un festival della canzone napoletana? E che c'è? Io so che cazzo, sto cominciando a parlare e dice che è quello che mi è successo. Guarda pazienza, ma pensavo che tu volevi fare questo come fa passare nervoso, capite? C'è la una cosa per Capite? No, dunque stammi a sentire. Battito in terra! Chi è? Battito in terra! Zitto, sta facendo vedere come si recita, sì, sono i miglioramenti, visti, figurati un po'. Che sta facendo? Ah, tu non ti va, sta facendo la formula da U. Una è così o no? Sì, state zitto, sono rimasto invece. Mentre io me lamento! Su! Ora sono la mia, sì, sono la mia. La povera fredda immagine, pallido volto, tu sangue relitto, tu sangue reale, tu sangue di lacrima, tuo sangue scorreva, figlio massacrato, chissà se ascolti pienamente della tua povera mamma. Queste ferite, ecco, come finestre da cui usciva la tua vita. Maledetta la mano che fece queste cose! Maledetta il cuore che ebbe il cuore di farlo! Maledetta a me che sono voluto un po' a casa in miei gesti pazzi! Maledetta quell'essere sciagurato! A chi l'essere sciagurato che andava a finire il telefonino, ma chi è? Ma chi è? Giovano, per piacere, non paghi telefonino. Vicino! Come sta? Mamma mia, poverino! Aspetta, non sente il suono. Giovano, Aspetta, Upero, questo qua, come stai prima? Ma piacere se non ho problemi, no, ma non faccio da Enzo, come stai? Prego, un attimino, sto parlando vicino a te, un momento. Ma scusate, adesso fa una prima quel cangolo. Sì. Asciamo, c'ho domanda. Sì, dove sono? Sì. Aspetta. Scusate, avesse continuato. Un attimino, la telefonata, un secondo, andiamo. Ma scusate, ma sto a lavorare io fuori, no? Sì, dici, e sto a teatro, sì, troppo al piccolo. E sto per una compagnia di citti guaglione che stanno recitando. Faccio la potere, capi? E un attimino. Sì, aspetta, c'ho domanda, aspetta. Sentite, Vicenza lo capito, voleste sapere, anzi, quando ha facito la dose, Sentite, non sapevo quando aveva facito. Uè, ti racconti come scelta, che a lui non teneva tempo a perderla. Bravo, io sto te! Chi glielo sta il signore ci fa continuare, un minuto. Becetta già la sa, ricetta casino. Perché io so che non posso prendere questioni, perché il callo me ne si stanno zitti, e femmina pare. Facoltà da sangue, hai capito? Io busi non, sì. Busi da femmina. Ecco, femmina, ma la città di fuori, sì che ne sa di campo, ma già va a creare, capi? Che ritto, tu facci capire, sei No, diceva così anche a fammi capire, vicino. No, fammi capire un po'. No, diceva... Tu andiamo! hai capito? Di che si dice? Diceva, io la già va a creare. No, a me lo fa creare. Arrivederci. Tu hai ragione che ti devo morto in mezzo alla casa. Arrivederci. E per rispetto. Ma la va che è stato buono, va giù. Statevi bene, statevi bene. E quando ora c'è una discussione annanzi all'uomo, no? Perché tu fossi l'uomo? Perché no? Tu fossi l'uomo? Non è. Ma facciatore! E penso che no, devo venire Poi. mica! Va già tirata a prendere a mo' che faccia pagare di là di quattro rientri di motorina! Fammi parlare! Io faccio chi? Ah, chi è? Io pratico chi cacchi. Come cacchio si chiama? Che sa? Lo sa chi c'è? Lo sa chi come? E che frate? Io frate. Ma ora! Con questi giorni diventa pazziato! Io volevo capire! Ecco, mamma! Sì, devo andare dal mio impresario Gennaro Stupito! Signore, scusatemi! Vieni a fare con me, fammi! Allora, hai ascoltato da lui! Ma te stai ora a telefono! E mamma, un minutino! Ma un minutino, la fornito è su telefono!
faccio mangiare, capito? Ci puoi fare venire qua? Fallo venire. Ma tenga la papera furto, fallo venire, fa. Però vestiti un po' meglio, dici tu. Cosa ti è piaciuto a Ma me papà? la chiamo come sto? Come stai come sto? Vuoi venire? Puoi parlare con papà? Sì. Fallo venire, fa. Sì. Papà? Aspetta. Sì? È staccato tu? È staccato tu? È staccato tu? È staccato tu? Che io sto? Bambino, quella Ducci l'ha tenuta una malattia quando sa gente che lo fa. Io uccido proprio, si vede che no. Chiamo bambino, quello non si sente bene quando ha saputo che lo volevo lasciare. Già. Quello invece sta attaccato vicino al telefono, no? Io mi resta gocce tutta l'acqua, sta così ma attaccato un po' processi. E ti faccio andare, non sono degno di te. Ora è stretto. Vamo, dimmi parlare. Sì. Non ce la faccio, Cione. Ora aiuto. Dici. Si parla sicuro? Vai. È venuto un momento. Sì. Come ti stiamo dicendo prima, anzi, come stavo tentando di dirti prima. Dunque, me ne passaggio amica. Casa ci sta con Hanno do festival, sta buonando, ma sai se giurare ieri? Come? E mi ci assaggi. Oh, non mi fa fare tutto il mondo, voglio bene. E sento dove va? Dici. Allora, sta gente va a aiutare, magari incontrai un amico. Sì. Questo amico, sai, dice, ora vieni a fare un servizio con me. E io gli ho detto a pensare, chi l'ha dopo? Ora dopo. E dopo? Ora dopo. Non lo immagini proprio. Ma fa che storia, non tengo mica la palla, vedi, la posso indovinare. Non so, dici, parla. Mi portai in coppa una casa dove facevo un gioco d'azzardo. Oh. E gli ha fatto una partitella con noi, no, me ne vuol dire. E gli ha stato 5 minuti, 10 minuti, no, me ne vuol dire, è stato una... Ciao, fa me, grazie. Ma sto vincendo. E ti vai pure. Non posso, io... Guarda un momento un po' qua. Mi salvo che i piedi. Grazie a te. Non sono venuti domani, grazie a te. Rispondi tanto da me. Ma come conti dove si stella, ma perché me ne male, papà? Ma tu pensi alla città, che pensi a scuola? Mi sto cercando di fare wine. Pure sto a parlare a uomini. E me la va a fare ora. E secondo te la lasciare, dava? Ma chiamano un cucciolo a fissa, secondo te? Ce l'ho frate Ma cioè, secondo voi chi si possa arrivare a scupare? Io ci scupare, capito? Ci scupare a me mi hanno guardato, capito? Perché mi hanno parlato tutto il giorno. Ma no, sei giornale, non ti preoccupare. Beh, immagini fare la gente che conta che sono questi qua, e poi immagini fare certamente Allora, perché non mi spiega? Scusa, ti voglio un po' di fatica, vuoi far subito capire? E beh, la tua nacca? E secondo te? No, non capisco, scusate, mi spiegate. Spiegate di me. Faccio sai io con go? Come? Tanto, grazie di chiunque, ma fai un ma che sono morto? Ma veramente? È bella la con go? È bellissimo, ma ci sono fanno povero. Mamma mia, che emozione, appunto, signora, appunto. Appuntate. Buonasera! Buonasera! E che zuzzim? Non ti sprezzare. Come vi dicevo, oggi mi pigliò vostro. Ti ha fatto come sei faticato. È più importante di un concorso statale, l'assicurino. Già. Beh, che è nato che c'hai in casa amici. Scusate, che è? Se sapessimo che sono passato a sembra fui sotto te pure. Ma che razza occhio? Prima che mi spieghi. Che spese con? Fammi spese. 3.000 li lascio. 3 cingavale.
sta pigliando 1000 lire, la maschera come fa tra i cazzi. E 15.000 lire sul baffitto come fa scopatello cante. È caro però, caro. Ma anche vediamo più poco. No, anche le 15.000 lire c'era. Dunque a te, e per come col teatro, più Ma perché tu vai a lavoro? E perché gli studi teatro non sanno più di vecchio posto. Oh, ragazzi. Vi posso raccontare un aneddoto? L'altro giorno un amico mio, in un lessa dice la parola Marico stesso, dici? e che mazza! Qui? E me ne l'hanno visto in questo teatro se stavo usando un metro e lento. Ha pigliato posto in dall'osservatorio di Capemoto. Oh, allora siete una buona. A parte che tu l'occhio dovevi rientri con lo spazzolino, è meglio che andava a cima Ma proprio. perché? E chi si tranne subito lo posto del fugnato? Senti chi parla? Io ho girato tutti i mezzi della città. Io già avevo posto. Ma perché continuate a girare? No, io ci avevo posto perché posso stare venuto a credo del cappuccino da parti. No, ma non è tu vicino le avrai 100.000 lì. A me 100.000. A Chiara! A Chiara! 100.000 lì a me. Oggi però da quando sto qua qualche miglioramento si è avuto. Lasciare no. Ma durate chi venite con me? Ci vede? Durate chi venite? Ci vede? No, durate chi venite? Ci vede? Ho detto uscire l'assessore. Oh, pensavo io. Dice vicino a me riesce. La porta. Certo sono finiti i soldi per l'aspirante scopatore. Ah, perché c'è stato un posto? Ci sta proprio, di certo vicino a me riesce. No, siamo a lui, da cala. Guardaci. Allora, Ecco. no. Certo è bello, ma uno me chiede. Andate chi venite con me? Ci vede? No, andate chi venite? Ci vede? Andate chi venite con me? Ci vede? Ma è con l'assessore in persona! Certo vicino a me riesce! No, sembra accordo, l'assessore! Dice al massimo ti possiamo dare 200.000 lire, 100.000. Accetta! E stasera non me la paga a caotico, se il teatro piccolo mi ha dato posto! Voglio posto pure! Però è facile, a figlio posto. Basta che fai girare non ti intendo. Va bene! Bisogna appartenere anche al fascismo! E che resta cismo? Al fascismo! E che resta cismo? Ma sta però fascismo! E che resta? Comitato Indipendenti Scopatori Napoletani! Hanno fatto un sindacato! Fatto uno sindacato, però poi bisogna avere altre caratteristiche come me! E quale? Perché sei figlio! Sei Pure giù! te ne sei giù! Sei giù, su 6 trave, su! Ho un appartamento a Via Orazio, 6 stanze, siamo di nome 6 persone, con me poi! O teatro, ma dare soldi a me! E come? No, tu con me! Ma Però, scusa, amica, già! già, quello lo posto spettacolo come tu, che te ne sei stato, sei venuto me, Ascolta! sei figlio, mica il povero Dio, non te ne ha te ne fa. Ma qui non mi avete riconosciuti chi sono? Perché chi sì? Io sono chiuso con il Festival di Sanremo su Viva Manà, Bascia e Pippa Volta mi salva! E che cosa? Dove c'è il figlio posto? Ma sta ancora cercando per me vatta! Perché? Dice che ha perso posto in Daremo, piani! Quando stai a Sanremo, stai un piccolo, si trovi il papà la salvati ma in una coppa Già che avevamo un samba! già che non ha un Ma voi siete Oreste? Complimenti! Oreste! Ma facete fa festa stu sciopero! Anziché le parole, tu stai microni. Ah sì, e che fammi venuta a stufare. Mi devo fare aiutare che visto coppa la un salvati. dai all'amica, dai, oh così, no, sai, un vizio, ma ci vuole. Cominciate a giocare, e insomma mi faccio apparare. Appena vorrebbe. Ora, prende, sa fare tutte cose, basta che ci sta la salute. Quello, se stai pure questo, no? E sono mie, che? Mi servirebbero praticamente Sì. 700.000 lire. Ah, può essere 700 lire che c'è vuole. No. 700.000 lire.
Che dici? Ah, 700.000 lire. Già ho fatto ma difficile, 700 milioni di lire. Mette in terra e piedi si cammina. Vorrei capire che qua non ci sta una lira. Qua vedi, ho fatto l'elefantino. Niente, non ci sta la lira, è finito tutto. È finita la minestra, è finita. Ma ma come fate a fare tutte queste riepe? Ma tu fatto, tu perché non impari a giocare pure tu? So, che mamma mia, che capisci? A morto, così! A morto! Rosina! Tocca un attimo. Un attimo. Tocchiena! Hai visto cosa? Tocchiena! Buongiorno. Buongiorno! Buongiorno papà. Buongiorno papà! Ho portato... Avevo portato un'attenzione. Guido! Tutto a posto papà. Così qua si trasformato! Sono giù bellino, no? È schifo stesso! Come state? Va, Sto bene! Che? Forza la vita! Papà! E che ci fai il canguro? Papà! Tu che ci fai il canco? I che parla basciuto! È per questo! Tu sei il figlio di Aresta! Sì, ma dove è fuori? Non si vede! Come non si Fammi vede? Fateci una pipa. E tu che mi vai a dire? Ma questo è tuo figlio! State zitto, Ma sono così? dici perché sono venuto qua. Lo so così, ora cane sapete tutti quanti, ora mi sono scocciato, qua siamo in una maniera di sparatura, tu un medico fallito, e gli ingegneri che ci fatto mandare alla palazzo, e papà, io va a prendere pure in galera, dico quello Ma chi sta lucrando? Poi, tua figlia mi ha portato a Cancoppa uno studente, non muore fame, mio padre ci muore fame, un medico fallito. Così dico. Sì, vabbè. Non tengo manco no. Ma la mamma... Aspetta, ma io sono un uomo onesto e dignitoso. Io non mi faccio mettere paura la giustizia con malato. Se prima tu non volevi che la figlia ti si pigliava a figlia, ma... Ah, No, mamma, tu lo do. E basta. Sono io a dire adesso questo matrimonio non c'è da fare. Donna Oresta, mi ti promesso spose. Come se non te ne vai tu? Mi vieni tu, te ne caccia a capici, capito? Non è che non guardando a voce. Ma che cosa? Signore, con rotto e cafò. E là, guarda là, guarda là, una pazza scatenata che si deve parlare. Guarda là, guarda, per un vecchio carnevale, guarda. Sette case vicino a figli da marito, tieni più cura per la famiglia. Invece girano torno. Ora va! Io rinascerò. Ora vattene! Ora vattene! E beh, si è isso, o sputo in pazzo. Ora che vuoi? E scusate, Ma ci scordate già. Buonasera, ma deve dare. ora vattene. Ora vattene! Aborto! Aborto! E beh, questo non è scudo faccio!
Buonasera. Buonasera. Scusate, ma c'è scuttata la macchina da spostare, se faceva. Ma tua macchina non l'abbiamo avuta però. Va buona, ma va, che Ma non mi preoccupate, ci ho pensato io. come avete fatto? Come avete fatto? 116. È morto da tanta No, ci chiamato guardatrice. Oh mamma mia! Mi costa 350.000 lire! Mi dà fatta la paura, eh? È logico. Ho scherzato. Ah, avete scherzato? Eh, E vabbè, però voi avete tutti questi scherzi là da fare. Perché mi pigli una cosa. la macchina ti dà spostare. E vabbè, ma va, che ha? No, non può morire. Acciaio, non è l'acciaio. Ah. Maronna, chi sta pigliando la camisa di giù? Allora, ma chi mangia fatti? Ma da te già. Te l'avevo detto che portava sfortuna. Scusate, io voglio che vedete il cliente assicurato, un lavoro che è un grosso avvenire, voi mi dicete che la porta sfortuna. Ah, ma E te ne? Ecco, Nemmeno, ma come si può fare? Va che pigliamo solo un morto, un coppoletto, chi lo sai? Dica, dottor, ma che è successo? Che il dottore mi fa, è un caso di morte apparente. allora era zia. Ma quale zia? Scusate, è apparente. Allora chi l'ha visto? Ehi, dici te stravi. No, quella era viva allora. E vabbè, no, vediamo. Poi sai, poi, o davanti. Patate, dammi sta notizia. Mamma, Vai, è visto? pronto? 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 È un messaggio. E ne mancano me per voi. Per me, non parlate che vediamo. Un saluto. Perché che mi hai fatto? Io aspetterò di 5 minuti. Vieni a spostare male. Signore, andiamo, vengo fra 5 minuti, aspettate. Io ti aspetto. Ci sono abituato. Sembra tu mi venire. Più tardi mi darà spiegazioni. E ci so credere. Ci so credere. Mia figlia. Mia figlia si innamora del figlio del mio migliore amico. A te? No, a te, guarda che su. A te che te lo vado un piacere a me se casa. Non ci fai parlarci con uno con l'altro, capito? Pure ci appiccichiamo, ci vogliamo bene. Lo maledetto arnese, che compagno che sta pure scasso. Non ci fai parlare più un faccio uno con l'altro. Ti capite? La gente stanno perdendo tutti i valori della famiglia, tutti i valori morali. E non è possibile che per ricorrere al valore della famiglia non mi soggettano maccheroni.
con piombo. Scusate, ma che se ne andava sta banda del corpo? Aspetta. Madame Michel, nous voulons savoir où est le patron de la maison. Ace? C'est le patron de la maison? Sì, signore. E voi ci siete? Moi, je suis le colonnello Champignon. Ah, e ci dà il piombo. Quando totale. Scusate, e che ci vuoi siete da casa mia? Moi et mon peloton sommes venus te quoi parce que nous avons le téléphone occupé à nous inquiétions. Tu as peur que tu emmènes Duyan. E sono Duyan, tu. Che non scrivono riga a casa mia. Stasera annanza come navigata. Ha fatto champignon con platone. Silenzio! Avvocato! A denuncia! A massima stima! E comunità me! E sono Duyan. Sì. Non riusciamo a fare l'esecuzione a Lopez. Ah! Duyan, ma niente, non occupati sta sangra miseria lì nel telefono. Comandate mia figlia! E se sta ora al telefono! Ah, e allora aspetta, io risolvo questa questione di Stato. Tu, guaglione! No, non me la volete però! Adesso non rispondo. No, no! Questa è stata buona! Allora, attenzione, silenzio! Mon peloton lègue l'exécution per cui la motivation que nous te facciamo prendre. Tu, voglio, è occupato il telefono e perciò noi te facciamo l'esecution. Moi et mon peloton. Angio, vi la roba! Attenzione! Battaglione! E adesso ti pazzo padrone! Ma c'è una pazza l'euro mio, non l'ho fatto! Attention! Peloton, puntation. Non capisci? Peloton, puntation. Miration. Mira. Guarda, vado a sparare là. Guarda come t'ha fatta male! Ciappaccion, pisciccion! Come stai, Sono francese, je suis François. François! Agale, via! Faccio sto spazio! Aspetta, del 54 euro! Ovvero, mi! Non sono uno, non sono Attenzione! Puntation! Minas! Torni mezzo, ecco! Fermo! Questa questione è stata la risolvo io! Andiamo a questo! Teresina! 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 Chiama Claudio e falla di qua! Claudio, vieni qua! Chiama fa fotografia! Non ti preoccupare! È lo stesso, non ti preoccupare! No, la fotografia! Momento, Lucio, deve pagare! Sì, sì! No, Forza! Stiamo buone? no, aspetta, messo da poco! No, metti da pure! Oh, bene, vai, vai! Giusto!